Gilet gialli a Monfalcone perché? Perché anche il Monfalcone, come tutto il resto del nostro paese, ha avuto, da quando siamo entrati nell'Unione Europea, un calo del lavoro, un calo delle retribuzioni. Abbiamo da sempre i soliti problemi, servizi sociali che non funzionano, comune che non ha fondi, e questa continua catena di deresponsabilizzazione da parte degli amministratori nazionali, regionali, locali deve finire. Ci dicono sempre che abbiamo sbagliato noi, che dobbiamo fare la fame noi, mentre continuiamo a vedere che continuano a mangiare a spese nostre in ristoranti 5 stelle, che il nostro caro Renzi viene qui vicino a dormire, vicino a Monfalcone, qui verso Trieste, viene a dormire in un albergo 5 stelle con la bellezza di 700 euro a notte, quando io personalmente con 700 euro ci vivo perlomeno 2 mesi, in un modo dignitoso. Questo è il rispetto che i nostri politici hanno per noi. Entrando in merito, il ritardo che al momento abbiamo a livello qui a Monfalcone di muoverci, di organizzarci, è dovuto che il nostro carissimo sindaco Anna Maria Cisint ci ha sgomberato case occupate nella misura di 2, 3, 4 persone, ci ha lasciato lì, ci ha chiuso le porte e ci ha lasciato in strada. Le promesse che ho ricevuto a titolo personale da parte di questa amministrazione, cioè di avere un'assegnazione regolare, ho aspettato tutta la giornata la telefonata che mi era stata promessa e non ho ricevuto ancora niente. Torniamo a noi, perché Gilet gialli e perché contro l'Europa? L'Europa è un problema, il problema dell'Europa viene scaricato, il problema dello Stato viene scaricato automaticamente sul cittadino. Il cittadino deve soffrire e chi non è in grado di automantenersi, di essere produttivo, deve sparire sia legalmente, non deve più essere presente nelle piazze, deve essere nascosto. Quindi io non ritengo che essere una persona disagiata deve essere una vergogna. Questi stanno continuamente criminalizzando persone in stato di necessità, persone che hanno bisogno del proprio paese per avere un minimo la vita dignitosa. Ci stanno prendendo per il culo. Prima ci prendevano per il culo prima di entrare in Europa e da quando siamo nell'Unione Europea continuano a prendersi per il culo a tutti i livelli. Una volta che hanno la sedietta sotto il proprio derettano, tutto quello che hanno detto, promesso in campagna elettorale, viene metodicamente ignorato. Questo è il motivo per cui invito tutti i miei amici, tutti i miei conoscenti, tutti i cittadini di Monfalcone ad unirci e prossimamente ci troverete in piazza, ci troverete presenti sul territorio e vi invito ad unirvi a noi.